Bene, bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questo momento che inizia appunto la presenza dell'asparago bianco di Bassano DOP a Palazzo Ferrofini, una tradizione che negli anni si è consolidata e che anche quest'anno non volevamo appunto far mancare. Sugli asparagi bianchi di Bassano, un'eccellenza dell'agricoltura veneta, è già stato detto e scritto molto. La loro importanza la si desume persino dalle leggende relative alla loro scoperta, che appunto la vuole casuale. Attorno al 500 una violenta grandinata costrinse gli agricoltori a raccogliere la parte che stava sottoterra, ossia la parte bianca, visto che i germogli erano stati distrutti dalla grandine. L'esito di questo raccolto fu a tal punto felice da spingere a ripetere l'esperienza, trasformando così un evento negativo in un successo. Un'altra leggenda li vuole legati a Sant'Antonio da Padova e ai suoi tentativi di dialogo con Ezzelino da Romano, ma di certo possiamo dire che già nel 1500 li troviamo serviti alla mensa dei nobiluomini padovani, come spiega una nota spese del 1534 di Ettore Loredan, in cui si parla in veneto, cito testualmente: per sparasi mazzi 130, lire 2 soldi 10. Infine mi permetto una curiosità gastronomica che forse sfugge ai molti. In un passo della sua Vita dei Cesari, Svetonio parla di una metafora usata da Augusto per dire quanto fosse importante che un'azione fosse rapida e immediata, da compiere nel minor tempo possibile. Era solito dire celeris quam asparagi concutur, cioè in meno tempo di quanto ne impieghiamo a cuocere gli asparagi. Per il gusto dell'epoca, gli asparagi più che cotti venivano appena scottati nell'acqua bollente. Qui si potrebbe innescare una certa discussione sui tempi di cottura, ma qua abbiamo maestri che potrebbero disquisire per ore su questo, perché forse oggi in tanti tendono a stracuocere questo preziosissimo prodotto. Fortunatamente per noi oggi abbiamo dei grandi cuochi qui a Palazzo Ferrofini, perché sia Confcommercio Bassano sia il Consorzio di Tutela, che ringrazio sinceramente per essere qui con noi, e anche la confraternita, sanno quanto possa essere importante sia preparare al meglio il nostro preziosissimo asparago, per cui non semicrudo come per gli antichi romani, ma neanche stracotto. Oggi assaggeremo al meglio della cultura gastronomica uno dei principali simboli delle agricolture e della miglior cucina veneta, sapendo che per un'altra cosa, per mangiare o acquistare l'asparago bianco di Bassano, la cosa migliore è comunque andare nel bassanese, frequentare i ristoranti del bassanese e soprattutto appunto i coltivatori che vendono anche direttamente questa preziosa appunto prelibatezza. Io adesso chiamerei qui, per quanto riguarda la Confcommercio, il presidente Paolo Lunardi per appunto il suo indirizzo di saluto a questa giornata a Venezia. Prego, Presidente. Presidente, grazie. Grazie di aver accettato il nostro invito all'ambasciata in Regione. Sono estasiato perché di storia del nostro asparago la conosce perfettamente, per cui abbiamo un concorrente straordinario, dottor Cortese. Io con immenso orgoglio la Confcommercio da me rappresentata, oggi siamo venuti con dei ristoratori DOC, abbiamo dall'inizio di gennaio fatto uno dei cambiamenti all'interno della nostra associazione, abbiamo percorso un nuovo incipit, un nuovo format e oggi lo vediamo, lo vede dalla nostra presenza importante, abbiamo degli elementi straordinari che rappresentano l'enogastronomia del territorio. Se lei mi permette vorrei farle un po' la chiamata. Certo. Abbiamo Alex del ristorante Cassette, Scappin Giovanni del ristorante D'Adoro, Enrico del ristorante Alpino, Lunardon Gaetano del ristorante La Rosina, Miotti del ristorante Danieli,
Roberto Astuni del ristorante Sant'Eusebio, Andrea Simioni del ristorante Nuovo Borgo, i fratelli Rizzotto del ristorante Melograno, e questa è una piccola rappresentanza della crema del nostro territorio per quanto riguarda l'enogastronomia. Io di più non approfitto della sua presenza, ma ripeto, con grandissimo orgoglio oggi siamo qui a rappresentare il territorio di Bassano, e il nostro territorio, lei conosce, è un territorio effervescente, siamo sempre in movimento, adesso è una società liquida, dicono, ma noi siamo sempre... Speriamo non troppo adesso. Noi siamo il fiore all'occhiello del territorio e siamo convinti di mantenerlo e di poterlo portare avanti nel tempo. Grazie Presidente. Grazie a Paolo Lunardi, che ha sicuramente rappresentato al meglio appunto la delegazione che oggi è venuta in gran numero qui a Palazzo Ferrofini. Io ringrazio tutti i colleghi presenti, permettetemi però di citare in particolare l'assessore Emanuele Lanzarin e il collega Nicola Finco, che da Bassano e da Terra degli Asparagi appunto arrivano in maniera assolutamente anche formata rispetto a quello che stiamo facendo qui oggi. Io chiamerei il presidente Brotto del Consorzio Asparago DOP di Bassano, che ormai ci onora della sua presenza ogni anno in questa iniziativa. Prego Presidente. Ringrazio tutti, ringrazio in primis il Presidente che come ogni anno di consuetudine ci ospita in questo bellissimo palazzo, in questa nostra, diciamo, capitale della nostra regione. Questa annata è stata un'annata veramente positiva, siamo un po', diciamo, agli sgoccioli, il tempo, il clima meteorologico ci sta un po' prolungando i giorni di raccolta, però insomma possiamo dire che questo clima è un po' più di inizio stagione più che di fine. Però questo comunque garantisce veramente una qualità eccelsa al nostro prodotto, forse sotto certi versi anche migliore dell'inizio stagione, perché avevamo il problema della siccità ad inizio stagione. E adesso abbiamo più un clima nord europeo, diciamo, in questo periodo, che proprio garantisce proprio una qualità e una bassissima fibrosità. Infatti anche quando leghiamo in questi giorni i mazzi, che siamo in fine stagione, che non è mai capitato, c'è molto il rischio che si rompano, si spezzano a metà. Altra cosa, diciamo che questo è il primo asparago che ha ottenuto la DOP in Europa, come hai ben accennato, grazie proprio anche alla sua storia secolare, e diciamo anche che questo frutto della terra abbiamo visto insomma nell'ultimo anno cosa è riuscito comunque a portare nel nostro territorio, perché ricordiamo l'anno scorso che abbiamo registrato la prima puntata esterna di Masterchef con l'aiuto dell'amministrazione comunale e insieme del consorzio. Siamo riusciti a veicolare oltre all'asparago anche tutto il territorio, e abbiamo avuto quest'anno, non da ultimo, anche la trasmissione 4 ristoranti che sono venuti in un territorio bellissimo, però anche grazie comunque all'asparago. Quindi vediamo che un prodotto così semplice della terra, diciamo, è lavorato e legato, confezionato come 500-600 anni fa, sta dando tuttora dei frutti che bisogna che tutti insieme, grazie sia ai ristoratori, a Confcommercio, alle amministrazioni e tutto, e anche alla regione, perché il grosso dei fondi arrivano anche grazie ai PSR che usufruiamo, e quindi riusciamo anche a sfruttare al meglio queste opportunità che ci dà la regione. Bisogna sempre ricordarsi, io lo dico sempre a Bassano, Presidente, che siamo fortunati che non siamo dentro la zona del Prosecco, perché sennò ci sarebbe un ulteriore abbandono eclissati, coperti dai vigneti, che ahimè sì, però andando, vuol dire, attraversando, facendo certe strade e vedendo queste distese, fa un po', vabbè, per me che sono agricoltore mi fa un po' tristezza, perché tutto l'ecosistema e tutte le varie tipologie, comunque anche colture, diciamo, storiche, si sono perse. Basta vedere i nostri amici di Cimadolmo che ahimè sono un po'...
Noi non parliamo, però anche noi abbiamo comunque delle difficoltà perché comunque il nostro è un territorio molto industrializzato, molto comunque c'è una piccola agricoltura, però insomma vediamo che questo è un prodotto di eccellenza, che è ancora un prodotto che dà un ottimo reddito perché per chi lo coltiva, e questo presumo sia il fattore più importante. E comunque è una tradizione insomma, che cercheremo di portare avanti insieme con tutti gli sforzi, assieme proprio per valorizzarlo ulteriormente, anche per proteggerlo anche dalle frodi che purtroppo ahimè quelle ci sono ogni anno. Ringrazio. Come abbiamo detto Brotto, l'importante è che appunto ci sia un ritorno economico adeguato a chi appunto si impegna tanto per arrivare a prodotti di qualità come quello che appunto ci portate qui oggi in degustazione, ma che mi auguro abbia dato anche ritorno ai ristoratori che insomma in questo periodo, da quanto ho visto, hanno lavorato direi abbastanza bene. Chiamerei qui Gian Domenico Cortese, presidente della confraternita, che di storia di asparago, ma anche oltre, ne sa molto, ma molto di più del sottoscritto, sicuramente. Grazie, Gian Domenico, prego. Grazie a voi tutti, ci inorgoglisce il fatto di essere qui oggi, perché noi non facciamo coltura di asparagi, ma facciamo cultura con gli asparagi e con l'enogastronomia. A Venezia gli asparagi arrivavano, Presidente, anche alla mensa del Doge, e i nuovi dogi ci ricevono veramente con piacere perché sanno che il prodotto che i nostri produttori e ristoratori portano in cucina porta alla felicità dello stare insieme a tavola. Da 14 anni la confraternita dell'asparago bianco DOP di Bassano affianca le attività di Confcommercio, dei ristoratori e dei produttori, proprio per elevare ancor più l'immagine di questo prodotto che di per sé, proprio per la sua eccellenza, non ha bisogno di essere diffuso. Ci fa piacere che all'interno della confraternita ci sia il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale, gli assessori Lanzarin e Donazzan, quindi ci sentiamo in casa quando veniamo qua. Lo scorso anno siamo venuti a proporre asparagi e dintorni, quest'anno a portare altre eccellenze in cucina. Ed è da dire solo una cosa, che abbiamo fatto, grazie anche all'impegno della confraternita, studiare dall'Università di Padova le caratteristiche di questo prodotto bassanese, che è il primo, come è stato ricordato bene, DOP a livello europeo per quanto riguarda l'asparago, quindi una eccellenza, un qualcosa che porta felicità al nostro stare a tavola, che è anche un segno di identità, e l'Università di Padova, pur non toccando le altre eccellenze anche asparagicole che ci sono nel Veneto, ha riconosciuto nel prodotto di Bassano quella eccellenza che tutti noi sappiamo proprio portare felicità quando andiamo a tavola. Grazie per l'ospitalità. Grazie Gian Domenico, e assolutamente il ruolo delle confraternite, ma anche del consorzio o di Confcommercio, è appunto quello di vendere un prodotto, ma anche un territorio, un indotto che ci sta attorno, e penso che l'esperienza dell'asparago DOP di Bassano sia una delle esperienze veramente da prendere come esempio, perché, ripeto, oltre al prodotto si è venduta immagine, si è venduta appunto un territorio, una promozione fatta a 360 gradi che mi auguro sia utile per dare ritorno economico a tanti operatori del territorio. Io direi che con le parole abbiamo già fatto e detto molto, e adesso è il caso di passare alla parte più interessante della giornata. Grazie ancora.